voi Aldo Sessa, vi terrà compagnia per questa prossima mezz'ora per affrontare quelle che sono le tematiche riguardanti il calciomercato, in primis riguardanti quelli che sono gli argomenti caldi legati a Catania e Messina, attualmente in piena ricostruzione per il loro prossimo campionato di Serie C. Naturalmente partiremo appunto dal Catania che presenterà tra pochi giorni ormai il nuovo tecnico Dabbiani, e in questo senso si sta muovendo per offrire a Tabbiani le prime pedine per il nuovo tecnico, con alcuni giocatori che potrebbero essere a conoscenza, insomma, delle strategie tecniche del mister, perché hanno già collaborato con lui in passate esperienze, per poi concentrarci su quello che invece è il Messina, la stagione del Messina che sta per cominciare. È arrivato, come abbiamo detto nella scorsa puntata, un nuovo direttore sportivo. Il direttore sportivo in questo momento è già all'opera per offrire al neotecnico Modica nuove pedine per la propria formazione. Anche in questo caso si punterà su tanti giovani e c'è anche qualche pedina d'esperienza su cui il nuovo direttore sportivo Roma si è concentrato. Poi faremo una panoramica sul Palermo. Sapete che noi seguiamo dal ritiro di Ronzone, tramite l'opera e il lavoro di Francesco Cammuga e Chiara Ferrara, direttamente nel ritiro, quelle che sono le vicende del Palermo, ma anche in questo caso i rosanero sono molto attivi sul calciomercato nell'ambito di alcuni scambi e anche in alcuni settori di campo. E chiuderemo questa puntata col Trapoli, l'ambizioso Trapoli di Antonini, che starebbe valutando un colpo a sorpresa. Abbiamo già accennato nell'ultima puntata e potrebbero esserci degli sviluppi su un colpo a sorpresa riguardante Gervinho. Ne parleremo diffusamente in questa puntata. Prima di iniziare vi ricordo di seguirci su tutti i nostri canali social, da Facebook a Twitter, Instagram, TikTok, ma anche sulla nostra pagina YouTube e sul nostro sito www.sportisili.it, in cui troverete tutte le notizie riguardanti lo sport siciliano a 360 gradi. Partiamo subito con il primo argomento di questa nostra puntata di Pillole di Sessa, partendo appunto dal Catania che, come vi avevo annunciato nei titoli, inizierà la propria stagione tra qualche giorno, prima con la presentazione del nuovo tecnico dei rosso-azzurri, Luca Tabbiani. Giorno 18 ci sarà la presentazione del nuovo allenatore, l'ex Fiorenzuola, e poi si partirà in ritiro, prima il raduno e poi il ritiro a Zafferana Etnea per le seguenti 3 settimane. In questo lasso di tempo, naturalmente, il Catania sta cercando di trovare uomini per partire in ritiro con un buon gruppo per cominciare già il lavoro in vista della prossima stagione. Sono stati confermati in 8, ne avevamo parlato nell'ultima puntata, dai Rapisarda a Sarao fino ad arrivare a De Luca, Giovinco e tanti altri giocatori, in 8 in tutto. Ma per il tecnico Tabbiani si sta puntando a cercare dei giocatori che già abbiano lavorato con l'allenatore, e tra questi ci sarebbero 2 profili molto caldi, entrambi ex Fiorenzuola nell'ultima stagione. Tra l'altro vengono da una stagione molto importante con gli emiliani. Il primo di questi è Alessandro Quaini. Quaini è un centrocampista centrale che però nell'ultima stagione, proprio tramite il lavoro portato nelle settimane da Tabbiani, è stato spostato di qualche metro indietro, diventando un difensore centrale che ha ben figurato nel girone A del campionato di Serie C e che ha giocato per 36 partite, fornendo anche 3 assist. Il ruolo di Quaini nel gioco di Tabbiani è molto importante, perché è quel giocatore, quel difensore che andrebbe a impostare dal basso, ormai pratica molto diffusa da tantissimi allenatori. Tabbiani è uno di questi, e ha trovato in Quaini una pedina fondamentale in questo particolare scacchiere tattico. La situazione del giocatore è piuttosto intricata, nel senso che avrebbe in parte già espresso, abbiamo
raccolto anche delle sue dichiarazioni che vedrete poi prossimamente, in cui comunque lui ha già espresso una volontà magari nel futuro di lavorare ancora con Tabiani, e alla domanda se avesse voluto partecipare al prossimo progetto tecnico del Catania, la sua risposta è stata che nessun giovane giocatore rifiuterebbe una maglia come quella degli etnei. Questo significa che evidentemente c'è un stato, comunque un contatto tra le parti, e che c'è un interesse reciproco, ma il Fiorenzuola chiede un'offerta importante per portare via dall'Emilia il giocatore. Quindi il profilo è sotto la lente di ingrandimento del Catania tramite il diresse Laneri e il vicepresidente Grella, che stanno in qualche maniera valutando l'acquisto di Quaini. Ma non è l'unico profilo, anzi attualmente ancora del Fiorenzuola, che Catania sta valutando. L'altro è appunto quello di Riccardo Stronati, 26 anni, 2 anni in più rispetto a Quaini. Lui sì, centrocampista, che ha anche segnato 4 gol nell'ultimo campionato. In questo senso abbiamo sentito in settimana il procuratore dei due giocatori, che però non ha voluto rilasciare commenti a riguardo delle possibili trattative che porterebbero questi due giocatori a Catania. La verità di fondo è che comunque sembrerebbe esserci un interesse, come dicevamo, tra i giocatori del Catania. Staremo a vedere come evolverà la situazione. Sembrerebbe però che almeno uno dei due profili possa avvicinarsi sensibilmente alla maglia del Catania. Tra i colpi che invece sembrano veramente ormai prossimi alla risoluzione c'è il ritorno di Marco Chiarella dal Pescara. Marco Chiarella l'avevamo anche sottolineato nella prima puntata di questa nuova stagione di Pillole di Sessa, aveva già espresso la volontà di tornare a vestire la maglia rossa-azzurra, ha praticamente ormai un accordo con la società, e le società tra di loro hanno già stabilito i parametri del trasferimento di Chiarella, quindi ormai si aspetta veramente solo la firma e la concretizzazione di questo accordo tra Chiarella, il Catania e il Pescara. Da Pescara potrebbe anche arrivare un altro colpo, però in questo momento si sta vagliando l'ipotesi di portare vari centrocampisti e soprattutto alcuni difensori per rimpolpare i reparti di centrocampo e di difesa. Uno di questi potrebbe essere Francesco Deli, svincolato anch'esso dal Pordenone come Roberto Pirrello. Ne abbiamo parlato diffusamente anche nella scorsa puntata nel nostro sito. Sono due giocatori che sono stati svincolati dal Pordenone tramite il decreto della FIGC, quindi di conseguenza sono liberi da qualsiasi vincolo e potrebbero arrivare a costo zero al Catania. Ultima parentesi riguarda due giocatori che invece nello scorso campionato vestivano la maglia rossa-azzurra. Uno è Marco Palermo. Marco Palermo sappiamo come l'anno scorso sia stato decisivo, seppur da subentrante, per la promozione del Catania in Serie D, in Serie C, ma non ha trovato l'accordo con il Catania per il rinnovo, almeno fino a questo momento. In questo senso il Trapani è molto forte sul giocatore e di conseguenza il centrocampista sembra avviato verso la maglia granata, ma il Catania sta provando con delle azioni di disturbo a mantenere il giocatore in rosso-azzurro. Da capire come si evolverà la situazione. In questo momento è in vantaggio il Trapani rispetto al Catania. Ultima nota riguarda Lodi. Lodi, come avevamo anche anticipato, sembrava destinato a chiudere la propria carriera calcistica, almeno quella agonistica, con la maglia del Catania, con l'ultima promozione del Catania. Ebbene, sembrerebbe invece che a 40 anni non abbia nessuna intenzione di posare, diciamo, gli scarpini al chiodo, di appendere gli scarpini al chiodo, e potrebbe vestire
la maglia di una squadra, di una nuova squadra siciliana, di nuovo in Serie D. Ci sono varie formazioni che sarebbero sul giocatore, una su tutti l'Akragas, che ha già portato a casa 2 colpi, tra l'altro ex Catania, come Morimoto e Yama, ma ci sarebbe anche la possibilità di un ritorno ad Acireale per Lodi. Ultima possibilità, quella di un trasferimento al Siracusa. È nelle idee del giocatore di valutare attentamente queste ipotesi. Il Catania, da par suo, offre ancora al giocatore la possibilità di essere inserito nei ranghi della società o nello staff tecnico magari delle giovanili. Staremo a vedere anche in questo caso come evolverà la situazione, ma per Lodi si prospetta più un futuro da calciatore che da extracampo. Passiamo quindi alla finestra dedicata al Messina che, come vi spiegavamo prima, sta ricostruendo un gruppo squadra dopo le vicissitudini di quest'estate, col mancato passaggio di proprietà, con varie ed eventuali trattative che non sono state portate a termine. Sciotto è rimasto alla guida della società peloritana e in questo senso sta programmando con il nuovo direttore sportivo, come diciamo prima, Domenico Roma, la prossima stagione che vedrà in panchina il ritorno di Giacomo Modica sulla panchina appunto giallorossa, e si sta un po' come facendo a Catania, cercando profili che possano avere già lavorato con Modica, anche per facilitare la creazione di un gruppo squadra nel più breve tempo possibile, anche perché, come sappiamo, ormai il tempo è tiranno e i tempi si restringono, e le stagioni ormai, non diciamo che siamo alle porte, però ormai sono veramente a un passo, e di conseguenza la preparazione deve essere quantomeno cominciata. Di conseguenza il DS si sta muovendo intanto per lavorare su alcune conferme. Una su tutti è quella relativa a Oliver Kragel, che però ha già delle offerte anche da altre squadre. Ha promesso comunque, così come altri pilastri, di valutare l'opzione Messina e di vedere quale progetto tecnico si prospetta per i giallorossi, ma evidentemente queste conferme daranno in qualche maniera un'idea chiara di quello che potrebbe essere la prossima stagione del Messina. A fianco a queste conferme si lavora soprattutto su profili under. Già l'anno scorso il Messina ha provato con la linea verde, non è andata come auspicato, ma nell'ambito della scorsa stagione sono emersi dei profili molto interessanti, come quelli di Mallamo e Fiorani, che ritroveremo tra poco nella nostra discussione di mercato, che ha permesso al Messina di ottenere quelli che sono i bonus per il minutaggio dei giovani calciatori, che comunque per una formazione di Serie C sono soldi molto importanti. In questo senso si sta lavorando appunto su alcuni profili che Modica conosce. 2 di questi sono Domenico Anselmo e Nino De Marco, entrambi centrocampisti, entrambi classe 2004 e provenienti tutti e 2 dalla Vibonese, ex squadra di Modica. Per quanto riguarda Anselmo, secondo quello che abbiamo raccolto, il Messina avrebbe addirittura già provato un primo approccio facendo un'offerta alla squadra calabrese, un'offerta che sarebbe stata momentaneamente accantonata, messa da parte dalla squadra calabrese, quindi potrebbe essere un nuovo tentativo nelle prossime ore. Mentre per quanto riguarda De Marco, che è un profilo molto interessante, ha anche segnato alcuni gol nell'ultima stagione di Serie D, ebbene De Marco ha su di sé gli occhi di tante squadre di Serie C, una su tutte appunto il Pescara, che tra l'altro dovrebbe appunto sostituire il partente Chiarella. Quindi di conseguenza è da capire se il Messina vorrà pazientare, vorrà inserirsi nelle trattative per strappare Di Marco alla Vibonese e alle contendenti, o se dovrà ripiegare su altri profili. Altro giocatore su cui il Messina ha messo gli occhi addosso è Lorenzo Di Stefano, calciatore di origine siciliana che milita nella primavera della Sampdoria. Pirlo ha convocato il giovane
calciatore proprio nel ritiro dei Doriani, ebbene l'allenatore valuterà e proverà a tenere il calciatore o comunque coinvolgerlo nel progetto tecnico della Sampdoria in Serie B. Se così non fosse, se il giocatore chiederà di essere ceduto e andare a fare esperienza altrove, il Messina sarebbe interessato ad accoglierlo tra le proprie fila e quindi di conseguenza cercare di alleggerire un pochino il monte ingaggi, ma soprattutto trovare giocatori giovani per una valorizzazione di una linea verde. In questa linea verde si dovrebbe inserire, come abbiamo detto anche la scorsa settimana, il ritorno di Mallamo e di Fiorani, che l'anno scorso sono stati molto importanti nella salvezza centrata poi ai play-out. Ebbene, i calciatori sono di proprietà di due squadre di Serie B come Parma e Ascoli. Evidentemente le case madri in qualche maniera vorranno valutare le offerte che arrivano da diverse squadre e di conseguenza si dovrà capire se il Messina avrà chance o meno di riportare in Sicilia questi due profili. È noto che comunque piacciono anche all'attuale guida tecnica, nonostante siano dei fedelissimi, potremmo dire così, dell'ultimo allenatore che di recente è stato allontanato, non è stato confermato, ovvero Ezio Raciti. Vedremo anche in questo caso se il Messina riuscirà a spuntarla, ma nel frattempo non si guarda solo la linea verde, si cercano anche dei profili di esperienza e tra questi ci sono giocatori come Tumbarelli, Ciotti, Manetta e Lia, oltre a una bandiera della Gelbison come Francesco Uliano, che è rimasto svincolato dopo 6 anni con i Campani e tra l'altro Gelbison è retrocessa appunto in Serie D. Da capire se il Messina riuscirà a chiudere per alcuni di questi profili per completare una rosa che, come abbiamo detto, dovrà essere un mix di giovani e gente che conosce la categoria, e quelli che abbiamo appena citato sono tutti giocatori che o hanno giocato nel girone C nel passato o vengono appunto nell'ultima stagione del girone C, quindi il Messina non vuole lasciare niente di intentato e vuole certamente recitare un ruolo magari diverso rispetto a quello dell'ultima stagione, anche se le difficoltà non si possono nascondere in questo senso. Per chiudere un attimino la parentesi Serie C, naturalmente dicevamo di Kragel, ricordiamo anche che Nino Ragusa nelle scorse settimane ha mostrato alcune stories in cui si allenava da solo in città, segnale forte che comunque la sua voglia di rimanere a Messina è ancora preponderante. Vale per Ragusa quello che si è detto per Kragel, ma vale anche per Fumagalli, vale anche per Ferrara. Sono tutti profili che ascolteranno le offerte del Messina, ma che evidentemente devono anche capire quello che sarà il progetto tecnico dei giallorossi per la prossima stagione. Passiamo adesso al Palermo che, come abbiamo detto, noi di Sportisti li stiamo seguendo a stretto giro di posta con la presenza sul luogo di Francesco Cammuca e Chiara Ferrara. Palermo che ha accolto nella giornata di ieri Roberto Insigne, ma che non si ferma sul mercato. Il Palermo deve ancora operare alcune manovre di mercato per completare il proprio organico. Al Palermo certamente manca un esterno sinistro, un terzino sinistro, almeno un centrocampista, se non due, e dovrebbe puntare ad un altro colpo in attacco. In questo senso si sta lavorando per una serie di scambi. Il primo però non riguarda nessuno dei profili che abbiamo detto, in realtà è uno scambio di portieri che dovrebbe vedere coinvolto l'attuale secondo alle spalle di Pigliacelli, Samuele Massolo, con Sebastiano De Planche, portiere, abbiamo detto, rivelazione dei mondiali under 20, un portiere che ha agli occhi addosso di mezza Europa, lo hanno cercato anche dall'estero, lo hanno cercato in Serie B. Il Palermo però sembrerebbe aver bruciato tutti e ormai
prossimo all'arrivo il calciatore, si dovrebbe operare uno scambio tra i due giocatori, con Massolo che andrebbe a Vicenza e Deplanche che arriverebbe in Sicilia, cercando di accumulare quanta più esperienza possibile alle spalle, o vedremo se si giocherà il posto con Mirko Pigliacelli. Massolo, che tra l'altro sembrava a un passo dal Pescara, invece ha poi rifiutato la proposta del Delfino, per anche una proposta, diciamo, non convincente dal punto di vista tecnico, perché il ragazzo si sarebbe dovuto giocare il posto con Plizzari, che è il portiere del Pescara. Verosimilmente a Vicenza invece avrebbe molte più chance di partire titolare, e a questo punto il calciatore farà una valutazione, e ha fatto una valutazione anche in questo senso, di avere più chance per poter finalmente essere protagonista in una squadra, tra l'altro, come il Vicenza, che l'anno scorso, ricordiamolo, ha vinto la Coppa Italia Serie C e ha sfiorato diciamo il piazzamento nei playoff, e ha comunque dimostrato di essere una squadra di valore. Deplanche libererebbe uno slot over, e in questo senso si potrebbe poi ritornare al discorso di capire come il Palermo si muoverà negli altri settori. L'altro scambio di cui accennavamo prima potrebbe essere fatto col Pisa, con Edoardo Soleri, che lascerebbe il Palermo per andare in Toscana, e la via opposta verrebbe percorsa da Pietro Beruatto che, come abbiamo detto la scorsa settimana, è figlio d'arte, figlio di Paolo Beruatto, che è stato anche tecnico delle giovanili del Palermo tra il 2009 e il 2011. Ebbene, Beruatto ha diverse offerte sia dalla Serie A che dalla Serie B, però il Palermo starebbe comunque tentando di portare il giocatore nel proprio organico sulla fascia sinistra, perché, come dicevamo prima, sulla fascia sinistra il Palermo ha un buco, c'è il solo Giuseppe Aureli in questo momento in ritiro. Non ci sono attualmente, visto che sono state poste delle domande anche in questo senso dai tifosi, se ci fosse l'intenzione del Palermo di operare qualche colpo di mercato invece sulla fascia destra, ma attualmente non sembra esserci questa volontà. In rosanero vogliono puntare tanto su Buttero, c'è l'esperienza di Matteo che però nelle ultime giornate ha risentito di qualche problema fisico. Nel caso in cui evidentemente questi problemi dovessero permanere, il club rosanero farebbe delle valutazioni anche in chiave mercato in questo senso. Mentre per quanto riguarda gli slot di centrocampo, tanti nomi sono stati fatti nelle ultime settimane, tanti nomi sono anche state delle semplici boutade giornalistiche, ma tra i vari sondaggi che comunque il Palermo ha fatto non si è chiusa del tutto la pista che porta a Valerio Verre. Valerio Verre l'anno scorso, dal mese di gennaio in poi, ha vestito la maglia rosanero, ha segnato anche alcuni gol, uno su tutti è arrivato in finale del contest della Serie B, sul gol più bello dell'anno contro il Frosinone, un giocatore che ha dalla sua grande esperienza in Serie A e in Serie B, e che ha già vestito in 2 occasioni la maglia del Palermo. Potrebbe essere questa un terzo ritorno in rosanero. Da capire in questo senso l'idea tattica che ha Corini, se vorrà proporre un centrocampo più offensivo, e quindi con la presenza di un giocatore come Verre, che sa perfettamente inserirsi tra le linee, e invece un centrocampo invece un po' più coperto, in cui evidentemente Verre potrebbe avere qualche difficoltà. Ma in questo momento, date le informazioni che noi in questo momento abbiamo raccolto, sembrerebbe che Verre sia tornato in auge tra i profili che il Palermo starebbe valutando per il centrocampo della prossima stagione. In alternativa, almeno in questo senso, ci dovrebbe essere il profilo di Michele Collocolo, giocatore dell'Ascoli. Anche in questo caso c'è grande concorrenza. L'Ascoli, abbiamo visto lo scorso anno con Saric come sia una
vetrina molto cara nell'esporre i propri giocatori e quindi anche nel venderli. Collocolo potrebbe arrivare appunto in alternativa a Verre, a meno che non si liberino alcune caselle nel centrocampo rosanero. Più indietro, naturalmente, i vari sondaggi e i vari nomi di Barberis, Maita e tanti altri che in questo momento non trovano conferma, e invece in uscita ci sarebbero i nomi di Damiani e Bro che tra l'altro è stato frutto di un interessamento da parte del Lecco, che avrebbe chiesto informazioni appunto sul profilo dell'ex Sassuolo. Ultima nota in chiusura per quanto riguarda il Palermo: c'è stato un sondaggio per Steven Spendi del Cesena. Questa è stata la prima stagione dell'attaccante nato ad Ancona ma di nazionalità albanese. Ha segnato 12 gol in 29 match, è uno dei profili più interessanti del girone del Cesena in Serie C, e il Palermo avrebbe sondato il terreno. In questo momento non c'è una vera e propria trattativa, ma potrebbe svilupparsi il tutto scusate, potrebbe svilupparsi il tutto nelle prossime settimane. E chiudiamo il nostro appuntamento di mercato con il Trapani, come abbiamo detto, passato per le mani di Valerio Antonini. Ha alle spalle un progetto molto interessante per quanto riguarda il prossimo campionato di Serie D, un campionato che il Trapani vuole provare a vincere per ritornare tra i professionisti. Per fare ciò, il presidente Antonini ha operato tutta una serie di acquisti. Abbiamo parlato nella scorsa puntata di Cocco, abbiamo parlato anche di altri profili, ma ci sono anche delle conferme rispetto alla squadra della scorsa stagione. Tra questi ci sono i nomi ufficialmente in un comunicato che è uscito poche ore fa, quelli di Federico Marigosu, Alessandro Cangemi e Agostino Mascari, tutti e tre profili molto giovani e interessanti, che avevano anche altre richieste dalla Serie C ma anche dalla Serie D. Sono invece rimasti in Granata, ma tutti confermati insieme al tecnico Alfio Torrisi, che è stato confermato appunto anche per la prossima stagione. Leggiamo anche quelle che sono alcune sue dichiarazioni: sono onorato della riconferma nata dalla stima del presidente Antonini. Questo rinnovo ha per me un valore inestimabile. Il progetto è prestigioso ed importante, ed è un progetto prestigioso ed importante. Stiamo allestendo una squadra ambiziosa e lavoreremo con impegno e dedizione per riportare il Trapani nelle categorie che più le competono. In questo senso Torrisi potrebbe, utilizziamo il condizionale perché è d'obbligo, avere un asso nella manica. Il nome è quello che è sembrato all'inizio una boutade, era quello di Gervinho, ex calciatore dell'Arsenal, della Roma e del Lille. Il livoriano ha avuto un passato importante in Italia, ricordiamolo anche con la maglia del Parma, ma da qualche anno non ha avuto molta fortuna nelle esperienze che fatte in Turchia e in Grecia, all'Aris Salonicco, l'ultima in ordine di tempo. Ebbene, Antonini avrebbe contattato l'entourage del giocatore, avrebbe fatto un'offerta. La prima offerta è stata respinta al mittente, economicamente non vantaggiosa per il calciatore. Però Antonini non molla il colpo, starebbe programmando nuovi incontri con il giocatore, prospettandogli una nuova versione del calciatore, non più esplosivo forse come un tempo, ma che possa essere al centro di un progetto tecnico che lo metta al centro di tutto e possa riportare il Trapani in Serie C. Naturalmente in questo momento le discussioni sono ancora in alto mare, ma non è improbabile che nuovi aggiornamenti potremmo averli appunto la settimana prossima. Resta da capire l'effettiva volontà del giocatore di passare dai campi della massima serie anche in Turchia e in Grecia a un campionato come quello della Serie D,
che è obiettivamente molto diverso rispetto a quelli calcati fin qui dal calciatore ivoriano. Prima di chiudere, un'ultima parentesi su Catania che prima avevamo dimenticato di citare, quella dei casi di Giovinco e De Luca. Giovinco e De Luca sono stati confermati dagli etnei, partiranno per il ritiro di Zafferano e Etnea, verosimilmente, ma è anche vero che sembrerebbero non essere diciamo, nel quadro di un progetto tecnico della nuova guida tecnica del Catania, targata Luca Dabbiani. Di conseguenza hanno tanto mercato in Serie C e in Serie D, e in questo senso potrebbero essere molto utili ad altre formazioni, qualora il Catania non voglia confermarli in maniera effettiva alla fine del ritiro. Sono sotto la lente di ingrandimento vari profili anche in questo senso. Vedremo come evolverà la situazione. A questo punto io chiuderei il nostro appuntamento. Ci spiace non aver letto i messaggi, naturalmente recupereremo nelle prossime puntate. Vi ricordo di seguire intanto Francesco Cammuca e Chiara Ferrara in Sport Easy Away per seguire il ritiro del Palermo in quel di Ronzone. Ricordiamo che tra l'altro questa settimana, se non erro, ci sarà la prima amichevole del Palermo targato Citigroup in quel di Ronzone contro una rappresentativa locale, e seguiremo anche l'amichevole in diretta proprio sui nostri canali. Vi ricordo di seguirci su tutti i nostri social, Facebook, Instagram, Twitter e TikTok, seguire la nostra pagina YouTube, dove potrete vedere tutto il materiale video che arriva in quel di Ronzone, ma potrebbero esserci anche altre interviste. Potrete recuperare anche le puntate di pillole di Sessa. Vi ricordo di seguire il nostro sito www.sportisili.it per rimanere collegati e connessi con lo sport siciliano a 360 gradi. Vi ricordo il prossimo appuntamento con Pillole di Sessa, che sarà martedì prossimo di nuovo alle 17:30. Io vi saluto e vi auguro un buon proseguimento di serata.